Il Monte San Martino, in sloveno, Martin, è una montagna delle Alpi alta 987 metri, è situata nella parte orientale della regione Friuli-Venezia Giulia, nel comune di Grimacco, tra le vallate del Cosenza e dell'Alberone. È facilmente raggiungibile partendo dal passo del Preavelo, 663 metri, percorrendo un sentiero o una mulattiera sistemata di recente. Attraversando boschi di castagni e prati fioriti di margherite, mughetti, crocchi ed altre belle piante selvatiche, si raggiunge in breve tempo la cima, costituita da due ripiani erbosi. Sul primo ripiano, 965 metri, è posizionata la chiesetta votiva dedicata all'omonimo santo, costruita, in stile romanico, nel XIII secolo. Sul secondo, poco distante, c'è la vetta del rilievo. Intorno alla chiesetta si tiene, nella terza domenica di settembre, una delle caratteristiche sagre slovene, che ancora richiama tanti fedeli anche da paesi lontani. Il monte, per la sua posizione strategica a cavallo di due valli, e nelle vicinanze di un valico, fu, sin da tempi antichi, un luogo di avvistamento e vigilanza. Proprio presso la sua cima, il 21 ed il 22 aprile del 1848, volontari della popolazione locale, difesero i confini della patria dalle truppe austro-ungariche, che provenienti dal vicino passo di Luico, si dirigevano verso la città di Udine insorta. La capitolazione della città, rese inutile qualsiasi ulteriore azione, e portò allo scioglimento del gruppo di difensori, e all'emanazione dell'ordine del disarmo, e della sottomissione. L'avvenimento è ricordato da un cippo eretto nei pressi della chiesetta.